Sì, possiamo interpretarla in questo senso. C'è stato un partito in ispecie, lo diciamo ad alta voce, in modo chiaro, perché i telespettatori devono saperlo, che è il PDL, il quale ufficialmente ha avuto indicazioni che non venivano certamente dai suoi vertici del Veneto, ma venivano da Roma, che ha portato avanti un obiettivo che era quello, diciamo, di rinviare, di non decidere. Rimaneva la questione politica, e la questione politica non la sanno gestire i rappresentanti del PDL in Veneto, nonostante le provocazioni che a cominciare di primo mattino hanno avuto da un loro vecchio o attuale leader, comunque una figura preeminente che si chiama Giancarlo Galan, già presidente del Veneto, il quale con un Twitter che io ho mostrato al capogruppo Bond e poi di conseguenza a tutti gli altri, ha detto che si deve votare questa legge, che bisogna avere un atto di coraggio. Questi li ha fatti sbiancare, una cosa veramente che io definirei, assieme ad altri che invece ci avevano promesso collaborazione e voto, un atto di viltà istituzionale e di codardia personale. Io parto sempre, quando parliamo di indipendenza, non è che stiamo fantasticando tra le nuvole, partiamo dalla considerazione che questo territorio vive un'emergenza, siamo di fronte a un precipizio col fallimento Italia anche in casa veneta e l'unico strumento per uscirne, per ridare rilancio all'economia, per sottrarre i veneti dalla disperazione è quello di avere un progetto alternativo. È inutile che mi si venga a dire ma è tempo perso, come ha detto Tiozzo, in una confusa orazione politica senza capo né coda tanto per venire incontro, perché se avesse avuto dei contenuti, io rispetto i contenuti, ma non può venirmi a dire abbiamo problemi più gravi per cui bisogna discutere di quelli. Negli ultimi 17 mesi, e finisco direttore, abbiamo avuto il debito pubblico cresciuto mensilmente di 10 miliardi e poi disquisiscono di 2 per il punto in più dell'IVA, per l'IMU dei 4, quando ogni mese vanno via 10 miliardi di interesse. Quindi il debito pubblico incontrollato, fuori misura, uno Stato che non pagherà più né le pensioni né restituirà i titoli del suo debito. E di fronte a una situazione così emergenziale e grave, parlare di indipendenza è risolvente e risolutivo. Ha convinto molti, è questa. Si parla di un problema senza conoscere. Questo lo chiamiamo referendum impropriamente, perché non c'era altro modo di qualificarlo secondo lo statuto regionale. In realtà è una consultazione per l'autodeterminazione. L'autodeterminazione, sono 4 passaggi, è un istituto del diritto internazionale perché non esiste nessuna Costituzione al mondo. Quindi, terzo passaggio, per valutare la legittimità di questo istituto del diritto internazionale bisogna rifarsi a una valutazione sovracostituzionale. Uso l'espressione sovra, quindi non contro la Costituzione. I profili sono 2 ed ho finito. Quello della legittimità internazionale e quello della legittimità interna. Quello della legittimità interna, la risposta ce l'abbiamo nell'articolo 10, che dice che l'ordinamento giuridico italiano si conforma a norme del diritto internazionale, ergo è la stessa Costituzione che rimanda al diritto internazionale. Quindi la legittimità va valutata sotto il profilo internazionale. Conclusione. È chi si oppone a questo referendum, caro Marotta, che è in violazione della Costituzione italiana all'articolo 10. E questo ragionamento che ha una sua logica, perché il diritto è come la matematica, sta in piedi se c'è una sequenza di argomentazioni logiche. E la politica in questo momento chiede decisioni, favorevoli o contrari, ma decisioni. E Zaia, chiederemo a Zaia, che è coinvolto primariamente perché si è esposto, ormai non può più tornare indietro. E speriamo, sono convinto che domani sera, che è qui, no? Domani sera, dirà le stesse cose. Dovrebbe giocare la partita all'asso finale. Mi metto la mia posizione di governatore sul tavolo e voglio vedere se non va. E noi lo sosterremo. Condivido. E merita di essere, Questa è una cosa che io condivido. il leader di una scelta indipendentista che deve essere finale. Io non voglio vedere che i veneti muoiano ancora, soffrano ancora, paghino tasse, uno Stato fallito e cialtrone, dove la burocrazia ha svuotato e devastato tutto.